Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Allarme e sicurezza a Palermo, arrestati 2 quindicenni che terrorizzavano i quartieri con rapine in serie. Da Borgo Nuovo il monito dell'arcivescovo Lorefice: se il degrado continua, la città cadrà nella paura. Trapani, suocero tenta di violentare la nuora, lei si difende e lo accoltella, l'uomo ricoverato in ospedale. Si è svegliato dal coma Salvatore Sinagra, vittima di una brutale aggressione 18 giorni fa a Lanzarote, nelle Canarie. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, scrivono felici sui social il padre e il fratello. La Tari è odiosa, non hanno dubbi i cittadini di Catania. La tassa dei rifiuti in Sicilia è tra le più alte d'Italia, ma i servizi non corrispondono a tariffe così alte. Sempre a Catania, visita al Castello Ursino in pieno trasloco. Opere d'arte, tele, vasi saranno ricollocati per consentire i lavori di riqualificazione dello storico edificio che inizieranno il 3 marzo. San Valentino, invasione di cuoricini ovunque, come nella canzone, nella giornata degli innamorati. Preparativi in corso per la cena più romantica, atmosfera intima, candele rosse e musica di sottofondo. Marcella Bella, che stasera duetterà con 2 giovani violinisti siciliani, ha portato al festival La Donna Indipendente. Grande seguito per la social dance di Joy e Rina, coreografi catanesi. Calcio, vincere l'imperativo delle siciliane. Il Palermo in B, dopo il pareggio beffa in casa dello Spezia, deve ritrovare i 3 punti con il Mantova. Il Catania in C insegue con la Casertana il secondo successo consecutivo. Bentrovati. Allarme baby gang e violenza di strada a Palermo. 2 giovanissimi di appena 15 anni sono stati arrestati perché ritenuti il terrore di 2 quartieri. E da Borgo Nuovo il monito dell'arcivescovo Lorefice: se continua questo degrado, la città cadrà nella paura. Maglio viola. Erano diventati il terrore dei commercianti di Palermo. 2 minorenni prendevano di mira esercizi commerciali, rider, passanti e chiunque capitasse loro a tiro. Una sorta di mini baby gang per identificare la quale la polizia ha impiegato alcune settimane di indagini. Si tratta di 2 quindicenni, uno dei quali adesso è ristretto in comunità. Ai 2 vengono contestati una serie di furti commessi insieme non solo a Palermo ma anche a Menfi nel Trapanese e diverse rapine. Ci sarebbero poi rapine che i 2 avrebbero compiuto ciascuno per i fatti suoi. Uno dei 2 giovani avrebbe iniziato minacciando farmacisti con un bastone e poi si sarebbe evoluto. Le successive rapine di gennaio sarebbero state commesse con una pistola semiautomatica. Di fatto non accenna a rientrare dunque l'allarme generale baby gang a Palermo. I 2 minorenni sono soltanto alcuni dei giovani che terrorizzano la città. Oltre alle rapine che vengono commesse nel tardo pomeriggio, di solito la notte è terreno di furti con vetrine spaccate, senza considerare le violenze di strada, le rapine ai giovani della movida e ai turisti, le risse frequenti. Appena ieri l'arcivescovo Corrado Lorefice, in occasione dell'assemblea pubblica a Borgo Nuovo per presentare gli interventi del decreto Caivano bis che porterà a lavori di riqualificazione urbana per 42 milioni nel quartiere, ha lanciato un monito agli amministratori locali. La mafia, ha detto, è ancora padrona del territorio perché dà pane e dà lavoro, e se continua questo degrado ha terreno fertile per reclutare fra i giovani. Un degrado, comunque, ha aggiunto, che porta alla violenza anche senza l'intervento di Cosa Nostra e che conduce la città verso la paura. Trapani ferisce gravemente accoltellandolo il suocero per difendersi dalla violenza sessuale. Il grave episodio in un B&B. L'uomo in ospedale sulle prime ha detto di essere stato colpito da un extracomunitario. Laura Spanò. Un accoltellamento dai contorni ancora da chiarire, quello avvenuto stamane nella zona di via Catito a Trapani, nei pressi del Palazzo di Giustizia. La vittima è un uomo di 65 anni, Giovanni Anguzza. A colpirlo con alcuni fendenti la nuora, che sostiene di essersi solo difesa. Il suocero pare volesse violentarla, ma sulla vicenda sta indagando la polizia. Secondo le prime indiscrezioni, l'aggressione sarebbe avvenuta in un B&B al culmine di una discussione per futili motivi, degenerata poi nell'accoltellamento. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Sant'Antonio a
Brabant, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Anguzza avrebbe raccontato alla polizia e ai medici dell'ospedale di essere stato aggredito per strada da un magrebino, ma la sua versione è crollata dopo la visione delle immagini di videosorveglianza della zona da parte degli investigatori, immagini che hanno ripreso il momento in cui l'uomo esce dal B&B e poi finisce al suolo. Al pronto soccorso è finita anche la donna. Arrestato dai carabinieri un 35enne di Burgio, nell'Agrigentino, per aver aggredito la moglie a casa minacciandola con un fucile. All'uomo, denunciato anche per maltrattamenti in famiglia, sono stati sequestrati, oltre al fucile, anche dosi di cocaina e hashish. Caltanissetta, la Guardia di Finanza ha sequestrato 2 chili di hashish e ha arrestato 2 persone, un uomo originario di Mussomeli, l'altro dell'Agrigentino, che trasportavano a bordo di un'auto la droga destinata alle piazze di Caltanissetta e Agrigento. Nelle successive perquisizioni domiciliari trovati 400 grammi di hashish e marijuana. Il GIP ha disposto l'arresto in carcere per uno degli indagati e i domiciliari per l'altro. Per fortuna si è svegliato dal coma Salvatore Sinagra, vittima di una brutale aggressione 18 giorni fa a Lanzarote, nelle Canarie. Rimane comunque in terapia intensiva. L'aggressore, un 25enne arrestato dalla Guardia Civile, non è nuovo a simili aggressioni. 2 anni fa, con un complice, aveva aggredito brutalmente un anziano. Laura Spanò. Dopo 18 giorni di coma finalmente si è svegliato Salvatore Sinagra, il 30enne di Favignana, vittima di un'aggressione nella notte tra il 25 e il 26 gennaio a Lanzarote, nelle Canarie. Le sue condizioni sono in miglioramento, ha raccontato il padre Andrea. Per la brutale aggressione è stato arrestato un 25enne del posto. Salvatore alterna momenti di lucidità al sonno, parla e prova a muoversi, un momento tanto atteso dalla famiglia ma anche molto delicato questo. Per lui è come se il tempo si fosse fermato, il suo cervello sta cercando di riorganizzare le informazioni, ricostruire i ricordi e riprendere il controllo della realtà. Salvatore rimane ancora comunque in terapia intensiva, viene monitorato dai medici. Se tutto procede bene, nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito in un altro reparto. Il responsabile dell'aggressione a Sinagra, un 25enne con precedenti penali per presunti reati di furto e traffico di droga, è stato arrestato dalla Guardia Civile. Ha confessato di avere colpito Sinagra sotto l'effetto di droghe con un pugno, senza l'uso di altri oggetti. È intenzionato a provocare una rissa. Lo stesso 25enne ha specifici precedenti. Era stato già coinvolto in una violenta aggressione contro un anziano 2 anni fa a Lanzarote. Il fatto avvenne nel giugno del 2023. Il 25enne e un suo complice furono condannati per il reato di danneggiamento. Avevano prima danneggiato l'auto sulla quale viaggiava l'anziano, poi aggredito brutalmente e la Corte inflisse loro una multa. È morta all'ospedale civico di Palermo la pensionata 75enne Paola Ghisafi. Il 3 febbraio era rimasta gravemente ustionata nella sua abitazione a Caltabellotta. A cercare di salvare la madre, dopo aver fatto uscire dall'abitazione invasa da fuoco e fumo le figlie di 8 e 10 anni, era stato Salvatore Benfari, che quel pomeriggio, restando intrappolato nella casa dei genitori, purtroppo ha perso la vita. La Tari è odiosa, non hanno dubbi i cittadini di Catania. La tassa dei rifiuti in Sicilia è tra le più alte d'Italia, ma i servizi non corrispondono a tariffe così alte. Adelaide Barbagallo. Una tassa insopportabile, molto costosa e mal digerita dai contribuenti. La Tari è odiosa, schifosa e maledetta. Certo che è odiosa questa tassa, anche perché noi paghiamo molto più di tutte le altre città d'Italia e i servizi non è che sono quelli ottimi, no? Quindi quello che paghiamo non giustifica la realtà che viviamo. Penso che si dovrebbe migliorare di più molto il servizio anziché aumentare la tassa. La Sicilia paga tasse sui rifiuti tra le più alte d'Italia e anche quando non sono le più alte pesano nelle tasche delle famiglie in proporzione molto di più. Lo rileva uno studio della UIL. Pago 700 euro l'anno, qua ora stiamo andando a pagare, siamo 2. Non mi è arrivata a casa e quindi... Stiamo pagando 700 euro l'anno. L'ho andato a cercare io. Quello che fa più infuriare i cittadini è che a un costo così elevato non corrispondono servizi adeguati e avviene in città con tanti turisti. Dovrebbero essere una parte dei soldi portati dai turisti utilizzati per pulire la città in ogni suo angolo, in ogni quartiere.
Trapani con 511 euro e Siracusa con 481 sono nella top 10 delle città italiane con i costi più alti. Sopra la media nazionale anche Catania, Agrigento, Palermo, Ragusa. Ancora Catania, a pochi giorni dall'inizio dei lavori siamo entrati al Castello Ursino, dove è in corso il trasloco dei reperti per consentire l'apertura del cantiere per la riqualificazione dello storico edificio. La responsabile dichiara: ogni pezzo è stato tracciato. Lorena Dolci. Questo è un trasferimento di opere d'arte, quindi questi sono imballati i quadri dell'Ottocento che erano dei pittori dell'Ottocento che erano già esposti in Pinacoteca. Verranno trasferiti a Santa Chiara nella Pinacoteca che è già stata allestita e il pubblico ha già visto. Gli imballaggi procedono con cura per trasferire una parte del patrimonio del Museo del Castello Ursino, dove il 3 marzo inizieranno i lavori di riqualificazione. La soprintendenza ogni mattina viene qui con 2 funzionari insieme a noi e presiede a tutte le operazioni di impacchettamento e di custodia dei reperti. Al Castello Ursino ogni piccolo pezzo, anche il più piccolo e magari insignificante come può essere questo pezzo, è stato fotografato, video ripreso e digitalizzato e quindi inserito in un archivio. Tra i pezzi più pregiati questo mosaico dei Mesi trovato in piazza Santa Maria del Gesù o quest'aquila che decora uno stemma nobiliare. Qui siamo nell'ala est, dove sarà realizzato il nuovo ascensore che collegherà tutti i livelli. Al piano superiore vasi e anfore sono stati spostati per paura delle vibrazioni, mentre altri reperti per ora rimangono, come questo importante fregio in marmo. 2 anni il tempo previsto per la fine dei lavori, che riguardano anche il rifacimento degli impianti e del tetto. L'intento dell'amministrazione, il mandato che ci ha dato anche il sindaco, è quello di lavorare al castello pur mantenendo i 2 anni di tempo previsti con delle riaperture parziali. In attesa che il castello riapra più moderno ed efficiente e con 5 nuove sale, sarà visitabile il fossato. E noi realizzeremo con la nostra direzione dei percorsi di visita del fossato, di modo che resti qualcosa da visitare anche del maniero federiciano. Sull'Etna ancora intensa attività esplosiva nel cratere di Sud-Est, l'istituto di geoviaggio con le compagnie aeree. A Caltanissetta, dopo mesi di emergenza, torna la distribuzione quotidiana dell'acqua. Tra i cittadini c'è un cauto ottimismo e il Comitato delle Mamme, tuttavia, continuerà a vigilare. Rita Cinardi. Acqua tutti i giorni dopo mesi di emergenza idrica per i comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Ad annunciarlo ieri era stato il sindaco del capoluogo nisseno, Walter Tesauro, che, confermando quanto comunicato dalla cabina di regia, ha parlato di un ritorno finalmente alla normalità. Il primo cittadino ha anche comunicato che è in corso la ricerca di nuovi pozzi da allacciare alla rete idrica e contemporaneamente la manutenzione straordinaria alle infrastrutture per evitare che le risorse si disperdano lungo le condotte. Una strategia tecnologica che, ha ammesso comunque il sindaco Tesauro, è andata a integrarsi con le favorevoli condizioni atmosferiche che hanno consentito il riempimento della diga Ancipa. Tra i cittadini c'è un cauto ottimismo e attenderanno ancora qualche giorno per esultare. Il Comitato delle Mamme, che in questi mesi ha combattuto proprio per il diritto all'acqua, continuerà infatti a vigilare. Noi non abbiamo intenzione di abbassare la guardia, saremo a controllare la situazione per quanto riguarda i turni, perché non è giusto che molte persone ce l'hanno H24 e alcuni dovrebbero averla ogni 3 giorni. Soprattutto mi chiedo, per quest'estate continueremo ad avere l'acqua oppure no? Intanto i cittadini potranno finalmente smettere di riempire vasche e uscire dalla perenne condizione di emergenza che ha caratterizzato gli scorsi mesi, nella speranza che la distribuzione idrica quotidiana resti una costante anche in estate. Tutti in fila per un posto a bordo, oltre 700 candidati di tutta la Sicilia per un posto di lavoro nella Grimaldi, la compagnia di navigazione. A Palermo Marco Gullà ha incontrato chi spera di essere assunto e non sono soltanto giovani. Vediamo. Al momento sono disoccupato, però ho esperienza. Sono disoccupata. Quindi questo potrebbe rappresentare un po' il lavoro della vita? Sì, si spera.
Tutti in fila per un posto di lavoro, da Agrigento a Messina e poi Palermo. Oltre 700 candidati per il Recruiting Day della Grimaldi. In molti lo vedono come il possibile lavoro della vita, la maggior parte di loro sono disoccupati. Non solo giovani, c'è anche chi ha compiuto da poco 60 anni e anziché pensare alla pensione sta ancora cercando un lavoro. Segnale chiaramente di crisi, ognuno cerca dove poter infilarsi prima, inserirsi nel mondo del lavoro. Chiaramente ognuno abbiamo bisogno di lavorare, quindi questo è quello che penso io. Sono una cuoca e mi hanno mandato la mail per partecipare, vediamo un po' come va. Fare un'altra esperienza, vediamo un po'. Ci crede allora? Sì, ci credo. Centro per l'impiego di Palermo, la speranza che si intreccia con la necessità di trovare un posto di lavoro. Noi non ci adagiamo sul reddito di cittadinanza, dobbiamo dare opportunità ai nostri giovani perché il lavoro è dignità e realizzazioni. Questo è l'ennesimo Job Day che stiamo mettendo in atto con risultati veramente buoni, per cui le istituzioni si stanno prodigando affinché appunto i nostri giovani possano trovare il lavoro e i dati Istat ce ne danno conferma perché la Sicilia è la prima regione in Italia che è cresciuta in occupazione. Penso sia un'opportunità veramente valida. È molto importante al giorno d'oggi trovare un lavoro per un'azienda molto seria così come la Grimaldi Lines. Io non sto lavorando, ho finito la stagione estiva e adesso sono in cerca di lavoro. Quanti candidati potrebbero essere selezionati ufficialmente? Mi auguro tutti, ma ci speriamo chiaramente. I migliori sicuramente li selezioneremo. In bocca al lupo a tutti quanti davvero. San Valentino, invasione di cuoricini ovunque come nella canzone, nella giornata degli innamorati. Preparativi in corso per la cena più romantica, atmosfera intima, candele rosse, musica di sottofondo. Desiree Ferlito. Calcio, Palermo che scalda i motori in vista del match di domenica al Barbera contro il Mantova. Rosanero che fino alla prossima sosta di campionato avranno 5 partite per iscrivere la propria classifica. Marco Gullà. 5 partite per riscrivere la classifica. Il Palermo da domenica proverà a cambiare marcia a 5 gare, la prima al Barbera contro il Mantova per occupare stabilmente la zona playoff prima della sosta di marzo. Poi il Cosenza sul fondo della classifica e il Brescia, altra partita apparentemente alla portata dei siciliani. Successivamente i rosaneri affronteranno la Sampdoria, che ha avuto un torneo a ribasso nonostante venga da 2 successi, e poi infine la Cremonese. Palermo che dopo il pari con lo Spezia non ha più alibi. Domenica contro il Mantova l'imperativo per la formazione di Dionisi è la vittoria. Il tecnico rosanero dovrebbe confermare la stessa formazione iniziale del Picco. Ci sono pochi dubbi, se non sulle fasce laterali, visto il lavoro molto dispendioso degli esterni. Il sistema di gioco è sempre il 3-5-2, in avanti Brunori e poi Ampalo cercano l'intesa migliore e hanno bisogno di continuità. Tra i convocati dovrebbe rientrare Insigne, che però non ha tantissime chance di giocare considerato il cambio modulo di Dionisi. Nel Mantova un ex rosanero voglioso di riscatto, l'attaccante Leonardo Mancuso. Massimino arriva alla Casertana invischiata nella lotta a salvezza. Il Catania però ha necessità di dare continuità alla vittoria sul campo del Monopoli. Francesco Triolo. Adesso viene la parte più importante, forse anche la più difficile, confermarsi. Dopo la vittoria in casa dell'ex capolista Monopoli, il Catania è chiamato a dare seguito a quel successo che ha riportato fiducia ed anche entusiasmo nell'ambiente rossazzurro. La classifica ancora è quella che è, non certo soddisfacente per le ambizioni e le aspettative. Il match di domenica pomeriggio contro la Casertana rappresenta quindi un'opportunità da non sprecare per dare continuità al risultato di domenica scorsa. A Monopoli i rossazzurri, oltre ad aver vinto, hanno dimostrato a se stessi prima di tutto che se riescono a rimanere dentro la partita per 90 minuti possono battere chiunque, e dovrà ricominciare a farlo approfittando del turno davanti al proprio pubblico. L'ultima apparizione al Massimino è coincisa con la vittoria contro il Giuliano e proprio lo stadio di casa deve diventare da qui alla fine del torneo il fortino della squadra in Mimmo Toscano. Allenatore che difficilmente potrà recuperare qualcuno degli infortunati, mentre potrà contare almeno sui rientri dei giocatori reduci alla squalifica.
Frisenni e Quaini, insomma, che però dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. L'ex Messina è un'alternativa ai due mediani, il secondo può giocare anche da braccetto contro la Casertana, quindi è probabile vedere una squadra molto simile a quella vista a Monopoli, magari con una maglia da titolare ancora per De Paoli, che in Puglia è uscito per un fastidio, ma dovrebbe essere fra i disponibili per la gara di domenica. La Casertana è reduce dalla sconfitta casalinga col Cerignola, la classifica non è felice, c'è sempre l'incognita di Turris e Taranto che potrebbero riscrivere la graduatoria. Ecco perché i campani al Massimino non verranno certo in gita. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.